Terrazzo, centro del veronese balzato alla ribalta della cronaca per la storia di Gianfranco Stevanin, ora è una delle località critiche dell'area della Bassa per il livello da paura dell'omonimo fiume, che ha già allagato le campagne circostanti e l'area del Padovano verso la quale si affaccia il piccolo centro e dove il Terrazzo fiume si immette nel Fratta Gorzone, provocando l'evacuazione di diverse famiglie. Ora l'attivazione delle idrovore per scongiurare ulteriori problemi, il cui intervento era stato più volte evocato in questi giorni dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il cui presidente così giudica la gestione dell'emergenza maltempo nella regione. Per me si doveva convocare un tavolo tecnico dove si decideva dove fare allagare, quanto andava a allagare, fare delle valutazioni tecniche se conveniva allagare da una parte o dall'altra e decidere. Ragioniamo sulle cose, anche perché so che la Regione dovrebbe avere in mano il piano B, dove che erano previste queste cose, di allagare nelle zone che si crea meno danno e di conseguenza questo, a mio avviso, pretendo che venga fatto, perché se no non va bene. Grazie alle idrovore la campagna può finalmente respirare, anche se alla Regione Veneto il sindaco di Terrazzo, Sabrina Chinaglia, chiede maggiore controllo e manutenzione del territorio, auspicando l'attivazione dell'impianto di Spazzolara per poter sversare le acque del fiume Fratta nell'Adige. La gente danneggiata non può capire quanto che sia importante il lavoro del consorzio. Questo è umano, è comprensibile. Uno che ha l'acqua in casa è poco a spiegare per cosa che arriva all'acqua in casa, è impossibile spiegarlo, però io credo che assieme alla Regione potremmo veramente dare delle risposte se facessimo finalmente questi famosi bacini che hanno dato di ottimi risultati. Ne cito uno per tutti, l'ultimo fatto a Brandoa, che era storicamente sott'acqua. Mi ha telefonato il sindaco stamattina a dire grazie Antonio, perché il bacino era stracolmo, però non è sotto né una strada, niente. Ecco, vuol dire che le opere che facciamo hanno un senso e hanno anche un risultato.